Per Sportisili abbiamo il mister Alfonso Miosi. Mister, buonasera. Raccontaci questa partita, questo 5-5 al Cardiopalma con l'esordio dei nuovi acquisti, Vincenzo Restivo, Salvo Intravaglia. Se me ne dimentico altri, menzionali per favore. Siamo qui appunto per commentare questa partita, quindi raccontaci l'approccio tattico. È stata difficile, era contro la prima in classifica, quindi insomma raccontaci il clima pre-partita, il clima durante la partita, un po' la situazione. Sì, venivamo da un momento brutto perché ultimamente non stavamo bene, soprattutto mentalmente. Fortunatamente abbiamo parlato tra di noi, ci siamo fatti una mangiata mercoledì e di solito le mangiate fanno sempre bene. Ci siamo riuniti come un gruppo, come una famiglia, in più dico grazie ai nuovi innesti, il Restivo e Intravaglia, che si sono subito ambientati, hanno fatto un gol l'uno. Sapevamo che era una partita difficile perché giocavamo contro la capolista, però ho detto ai ragazzi che nonostante le assenze, che ne avevamo 4 o 5 non ricordo, noi non dobbiamo mai mollare e pensare partita dopo partita. L'approccio è stato quello che volevo e non hanno mai mollato, addirittura a fine partita c'erano 2 o 3 che erano stanchi morti con i crampi. Abbiamo lottato palla su palla ed è quello che mi interessava. I ragazzi non hanno mai mollato, è arrivato questo pareggio, potrà arrivare una vittoria, potrà arrivare una sconfitta, però quello che io dico sempre ed è la cosa più importante che io pretendo della mia squadra: il risultato può essere casuale, la prestazione no, e oggi sulla prestazione sono contentissimo. Un'altra domanda, giusto per abbiamo un paio di minuti. Impatto dei nuovi acquisti. Vincenzo Restivo era la figura che cercavi, Intravaglia, passati importante per tutti e due in questi campionati. Insomma, dici un po' se erano proprio quei uomini che cercavi dal mercato o se magari avevi un obiettivo diverso e non ti è riuscito. Insomma, raccontaci questa retroscena di mercato e poi. Diciamo che noi siamo nati, lo dico sempre, siamo una società dove siamo nati quest'anno tramite ripescaggio, abbiamo fatto la squadra d'agosto e ho sempre detto che noi il nostro obiettivo era fare bene e salvarci. Stiamo facendo bene, penso che siamo quasi salvi. La cosa importante però era continuare a dare continuità ai risultati. Vincenzo e Totò, Intravaglia quindi è Restivo, io erano giocatori miei l'anno scorso e ci ho sempre puntato, sono per me degli ottimi elementi, sapevo che si sarebbero integrati benissimo, sono contento, erano le persone che cercavo, adesso ripartiamo, c'è la sosta, ci riprendiamo e poi pensiamo alla trasferta che mi pare che siamo ad Agri.